Casatella Trevigiana DOP compie 15 anni, un festeggiamento in grande stile qui alla Loggia dei Cavalieri in centro a Treviso con tanti ospiti importanti. Andiamo a sentire al nostro microfono che cosa ci hanno detto. 15 anni sono un bel traguardo, oltretutto oggi appunto c'è la festa della Repubblica fondata sul lavoro e qui si vede tutto il lavoro delle nostre aziende che con grossi sforzi e sacrifici riescono a produrre un prodotto di qualità e per fortuna anche riconosciuto dai consumatori. Quando si parla di eccellenze trevigiane, la Casatella è uno di quei prodotti che fanno veramente onore alla provincia di Treviso e soprattutto al settore agricolo. Qui abbiamo una storia perché insomma, la Casatella è sicuramente uno di quei prodotti che ci identifica e sono stati bravi, in primis il presidente, il direttore e tutti quelli che ci hanno creduto da subito a creare un qualcosa che non c'era sul mercato e che oggi è riconosciuto ed è apprezzato in tutta Italia e non solo. Perciò è veramente un onore per Coldiretti avere in famiglia un prodotto così straordinario, un'organizzazione che ci crede da sempre e porta avanti gli interessi di tanti allevatori che ogni mattina si alzano e fanno tanta fatica per fare quello che fanno e per produrre un prodotto di altissima qualità. È un grande orgoglio nella collaborazione con questa realtà che mette a disposizione un prodotto di alta qualità per il servizio della mensa che incontra le necessità di 60-70 persone ogni sera, la mensa diocesana che si trova in Casa della Carità qui vicino in via Veniera a Treviso. E diciamo che è un'espressione della solidarietà che proprio sta dietro anche alla cultura del nostro territorio, anche chi produce questo prodotto, quindi è un significato molto prezioso e molto importante. La cadenza sarà quella di avere questo prodotto quindicinalmente a servizio della mensa proprio delle persone che ne hanno bisogno. Io credo che le certificazioni che abbiamo in provincia di Treviso e nel Veneto in particolare, il 65% di prodotto certificato, non ce l'ha nessuno al mondo. Questa è la risposta che dà la provincia di Treviso, che dà il Veneto alla qualità. Io lo dico da sempre, mi sentirete ripeterlo all'infinito ed è anche riconosciuta. E il bello anche è che le istituzioni ci credono, perché le istituzioni ci sono sempre al fianco, perché vedono l'impegno che noi mettiamo, vedono anche quanto un allevatore è, diciamo così, sottoposto a controlli e a tutti quelli che sono le regole del percorso, e questo per una sicurezza alimentare oltre che il gusto. Viviamo in un territorio eccezionale nel quale ci sono tantissimi luoghi baciati in fronte dall'UNESCO. Noi stiamo facendo la nostra parte, spero tanto che il consumatore questo lo capisca. Siamo su un periodo particolare nel quale c'è un attimo di, il latte non sta avendo il successo che aveva nell'annata precedente, e un appello alla grande distribuzione: se il latte diminuisce devono diminuire anche i formaggi. Il consumatore deve poter accedere ai nostri prodotti a prezzi adeguati. La nostra tradizione, intanto parliamo che è una DOP trevisana, gli agricoltori sono trevisani, i nostri terreni trevisani, i nostri trasformatori trevisani, e perciò siamo qui nella nostra bellissima provincia, questo bel scenario che l'amministrazione comunale mette a disposizione su questi 15 anni. Casatella Trevigiana in questi 15 anni è cresciuta, ma è cresciuta anche in qualità. Quando c'è come posso dire, anche in qualche modo antagonismo tra uno e l'altro, ma viene per migliorare, per fare un prodotto sempre più buono, sempre migliore. Infatti questa è la grande fortuna. Prima era soltanto che una casatella, quando uno nota che è scritto casatella è un qualcosa di normale che lo possono fare tutti. Casatella Trevigiana DOP lo possono fare questi 10 trasformatori, e questi 10 trasformatori si misurano tra loro, fanno una gara, ma noi lo facciamo sempre in amicizia.
chi riesce ad avere il casaro più bravo, che la fa con più dolcezza, con questa acidità che ha, e questa è una bellissima cosa, ci porta a competere tra di noi, no? E poi ci troviamo, no, anche noi per assaggiarla e condividere questo meraviglioso prodotto. Lo possiamo mangiare in tutti i modi, che sia come antipasto, ma che sia alla fine, io vorrei dire che dopo il dolce è ancora buona. La Casatella, come tanti altri formaggi e tanti prodotti tipici del territorio nazionale, ma soprattutto veneto e in particolar modo trevigiano, vengono copiati per un semplice motivo: sono i migliori, hanno conquistato il mondo per la freschezza, per la bontà, ma è il frutto di un lavoro di generazioni che si è tramandato e si è affinato quindi con dei prodotti tipici che hanno conquistato il mondo. In un mondo che voleva la globalizzazione, in realtà il prodotto tipico ha scardinato tutto e tutti, anche le grandi multinazionali. C'è stata la votazione ieri dove si è ribadito il criterio per la qualificazione dei prodotti, e quindi non si può più copiare il prodotto come il prosecco con una storpiatura che va a prosecco, quindi un inganno commerciale che si stava attuando ormai su tanti prodotti. Ieri il Parlamento europeo ha votato a grande maggioranza quindi i criteri per la denominazione d'origine e per il marchio, quindi non possono essere né copiati né storpiati, e questo è un grande risultato. Adesso la battaglia ci si sposta in Irlanda, dove si è classificato il vino come un prodotto nocivo. Non mi pare che nella terra trevigiana il prodotto sia tanto nocivo, anche perché vediamo che ha conquistato il mondo, ripeto, per la sua freschezza, per il suo sapore, un prodotto che veramente ha scardinato tutto e tutti. 15 anni di Casatella Trevigiana DOP, li festeggiamo con Martina Merlo, ha un blog seguitissimo, La Cucina di Martina, una ricetta veloce e facile per i nostri amici da casa, e poi facciamo un brindisi, come in tutti i compleanni. Sana dolcezza, la nostra Casatella Trevigiana DOP, veramente unita al miele, al cocco, alla cioccolata e alle fragole, una delizia unica per tutti. Allora, io direi di chiudere qui questo evento del 15° compleanno della Casatella Trevigiana DOP. Lo facciamo come in tutti i compleanni con un brindisi con Martina Merlo. Allora, evviva la Casatella Trevigiana DOP, 15 anni, evviva!